iniziamo a presentare ufficialmente. Come al solito accade, invito quindi poi a venire sul palco, dovremmo starci tutti. Iniziamo con i portieri, chiamo quindi qui sul palco Luca Passarella, prego, nuovo arrivato Giovanni. Sì, arriva dal Polesine dei Camerini, ma aveva una lunga esperienza, una carriera nel Delta Porto Tolle, portiere di grande affidabilità che quest'anno finalmente è arrivato alla Tagliolese. Con lui a condividere gioie e dolori di questo bellissimo ruolo Mancin Dario 2001, prodotto del nostro settore giovanile. Una promessa del nostro settore giovanile, giocatore che è già militato in prima squadra l'anno scorso, nella stagione scorsa, con diverse presenze in prima squadra. Poi giocatore invece esperto, nuovo arrivo Enrico Turolla, che invito. Enrico Turolla arriva anche lui dal Polesine Camerini, ma ha una carriera nel Delta Porto Tolle e nel Portoviro, mi pare, vero? Sì. Ecco, Luca Turolla, difensore centrale. Nostro giocatore da sempre, Ferroni Elia. Poi, posso andare avanti Giovanni? Vai. Tugnolo Alessandro, che lui da diversi anni qui. Gioca con noi, difensore polivalente, gioca da centrale e ad esterno di difesa, proviene dall'Adriese, poi ha giocato nello Scardovari, in prestito un anno e da 2 anni è ritornato a vestire la casacca della Tagliolese. Giolo Federico, non c'è, andiamo avanti con Santin Thomas, classe 2001, altro prodotto del nostro settore giovanile. Giocatore di fascia. Andiamo. Esterno, giovanissimo, una lunga esperienza anche nella juniores regionale, quest'anno nell'ambito della prima squadra. Poi Penso Riccardo. Arriva da Chioggia, difensore centrale, già l'anno scorso in forza alla Tagliolese. Ezechenna Innocent. Prego. Giocatore con noi dall'anno scorso, giocatore polivalente, gioca sia a centrocampo che in difesa, un ragazzo eccezionale che si è integrato benissimo nella nostra squadra, molto amato dai nostri tifosi. Faggio Massimo. C'era anche l'anno scorso. 17 anni con la Tagliolese, mi pare, sì, sono 17 anni che gioca con noi. Abbiamo perso il conto Giovanni. Sì, quest'anno doveva smettere, ogni anno ripete sempre che è l'ultimo anno, invece ogni anno non vuole lasciare la nostra maglia, è il nostro capitano storico. Paganin Ludovico. Centrocampista, proviene dalla Scardovari, già l'anno scorso in forza alla Tagliolese. Di Ludovico possiamo dire che è anche un ottimo musicista, vero? Andrea Vido, altro 2001. Giovane, viene da Chioggia, ma giocava prima in una squadra di Serie D del Piemontese. Centrocampista offensivo. Ferro Luca, non c'è. Un altro new entry di quest'anno, Giovanni Paganin Mattia. Ecco, un giocatore nuovo, un nuovo arrivato, un esterno destro, gioca sia a destra che a sinistra, viene dal Polesine Camerini, ma precedentemente ha giocato con la maglia giallo-blu dello Scardovari. Un ritorno, Marandella Andrea. Figlio prodigo, ha giocato nel Ravenna, mi pare, sì, poi è arrivato giovanissimo nella Tagliolese in promozione, poi esperienze a Scardovari sia in promozione che in eccellenza. Quest'anno è ritornato a vestire la maglia giallorossa, centrocampista incontrista. Manuel Poncina. Qui viene a spendere 2 parole per questo grande giocatore.
quarantenne, posso dirlo Manuel che hai 40 anni, ma un fisico eccezionale, guardate, un fisico eccezionale, anche ieri sera ha giocato un'ottima partita, attaccante che garantisce una buona qualità, una buona quantità di reti. L'anno scorso si aggirerà con quest'anno di arrivare a 20 reti, insomma un attaccante molto forte, molto affidabile. Manuel Poncina. Ronco Jacopo, non c'è. È in ferie. È in ferie, quindi non c'è. Grandi Michele. Tagliolese Doc, cresciuto nel settore giovanile della Tagliolese, ha giocato a Porto Tolle, ha giocato a Stroppare in prima categoria e quest'anno, l'anno scorso, è tornato a vestire la maglia della Tagliolese, attaccante puro. Ieri sera ha segnato anche una tripletta, quindi buon augurio di anche quest'anno possa far bene. Crivellari Michael, 2002, altro nostro ragazzo cresciuto nel nostro settore giovanile. Giovanissimo, attaccante, ieri sera ha giocato titolare nel primo tempo, un ragazzo in cui mister Tessarin crede molto, un gran fisico, e quindi ti auguriamo di quest'anno di giocare sia nelle juniores che anche in prima squadra. Tanti auguri. Altro nostro giovane, Fabian Costin, non c'è. Continuiamo con i giovani aggregati in questa fase alla nostra prima squadra. Girotti Stefano, classe 2003, proviene addirittura dagli allievi, un altro giovane in cui il mister Tessarin crede molto, centrocampista, metronomo di centrocampo. Nazari Dovum, classe sempre 2002. Prego Giovanni, su Nazari. Un esterno difensivo, giovane della Juniores, quest'anno partirà sicuramente con titolare con la Juniores e si spera di poterlo anche vedere spesso in prima squadra. Bene, poi andiamo ai due più giovani del gruppo, con il classe Giovanni 2005, portiere 2005 Filippo Telloli. Questo è una promessa del nostro settore giovanile, portiere affidabilissimo, un gran fisico, si allena sempre con grande passione con Luca Modena, classe 2005. E poi altro 2005, ruolo però centrocampista, Giovanni Mangolini Lorenzo. Ieri sera è stato sgridato perché ha sbagliato un calcio di rigore, comunque la tua prestazione è stata sicuramente ottimale. Altra giovane promessa, trequartista, ruolo trequartista, ecco, comodati qui vicino a noi, vicino a Passarella, ecco, Mangolini è un'altra promessa del nostro settore giovanile. Bene, dopo aver presentato Giovanni i ragazzi della squadra, andiamo allo staff tecnico e i collaboratori stretti della prima squadra, iniziando dal mister Sandro Tessarin. Porto Tollese, ricordiamo ancora che il papà ha giocato nella Tagliolese negli anni 60, è stato uno dei giocatori sempre nei ricordi della tifoseria giallorossa. Tony Tessarin è il papà e lui è il figlio Alessandro, che è il nostro allenatore, dopo esperienze nel Porto Tolle, nel Papozze, e quest'anno da 2 anni con la Tagliolese. Mister in seconda, che penso deve essere in ferie, Michele Simeoni, che è sempre valido collaboratore di mister Tessarin, come lo è il massaggiatore Mancin Maxi, che non vedo, ok? Poi sottoscritto Luca Modera, allenatore dei portieri, mio collaboratore Damiano Pattaro, che è qui anche lui, fisioterapista Mattia Gobbato, che anche lui questa sera non è potuto essere presente, poi il dirigente accompagnatore ufficiale Bertucci Rossano, che ancora, dov'è? Eccolo che torna, eccolo che torna. Poi altro dirigente accompagnatore prima squadra Ferroni Nadir, abbiamo anche, eccolo qua, anche lui, e poi
Ultimo, ma non ultimo, anzi, la classe arbitrale con Baretta Giampaolo, il nostro guardalinee.